la mostra presenta al pubblico circa una ventina di opere che coprono un arco cronologico di quasi un decennio, poiché la prima opera è del 2016, mentre l'ultima è stata terminata dall'artista veramente poco prima dell'allestimento della mostra. Ed è particolarmente significativa perché bene ci mostra l'evoluzione del suo linguaggio pittorico, che è un linguaggio che ha una forte e solida come dire, componente tecnica, e lo vedrete anche proprio nel virtuosismo, nella resa di queste immagini, e però ha una derivazione, ha una perfetta, come dire, coesistenza di un elemento fantastico, immaginifico, che affiora da queste tele in cui si vedono elementi naturalistici, figure che l'artista definisce appunto totem, delle presenze misteriose, e però ha anche una componente, come dire, molto razionale, molto precisa, che deriva dalla formazione scientifica dell'artista.